Campionessa nel DNA, Federica Pellegrini in Corea ha vinto ancora in grande stile il suo quarto oro mondiale nei 200 stile libero. Nessuno la batte, questa è la sua gara. Un tempo fenomenale, 1,54,22. Io non ci credo ancora, ha commentato a caldo Federica tra le lacrime di gioia. Mai avrei immaginato l'oro. Io infinita? Sì. Questa medaglia si chiama amore. E ora per la campionessa di Spinea che ad agosto compirà 31 anni. In totale ci sono 6 medaglie mondiali. Subito sono arrivate congratulazioni da ogni parte. Ogni sportivo di ogni angolo del mondo, a cominciare da me, ha commentato il governatore veneto Zaia, oggi si inchina alla straordinaria impresa di una ragazza fenomenale che, partita da Spinea nel nostro Veneto, ha raggiunto Marte. Nemmeno madre natura ha ancora capito quale possa essere il limite psicofisico di questa incredibile atleta, continua Zaia, perché ogni volta che il limite sembra raggiunto lei riesce a superarlo, con la forza dei grandissimi, con il coraggio di una donna vera, con la preparazione di un atleta che sta riscrivendo la storia dello sport. Grazie Federica per continuare a darci emozioni che nessuno sportivo potrà mai dimenticare. In queste parole si sintetizza il pensiero di tutto il Veneto.